Karel McCarlin, te siete in buona compagnia. Domani cominciamo di tier, ricorderemo i 200 anni dalla tua morte, o Carlin Porta. E te metto insieme a altri tre grandi milanesi che in questi anni abbiamo conosciuto, quanto facevi il nostro paese, e comunque anche su altre testate o in altre maniere abbiamo ricordato questi grandi milanesi. Sicuramente il secondo più conosciuto, Alessandro Manzoni, qui lo vediamo nel monumento dedicato lì davanti alla chiesa di San Fedele, nella omonima piazza di Milano, e l'altro l'Emilio De Marchi, che per chi è di Paderno Dugnano è molto caro perché è sepolto qui, così come Giosafatti Rotondi, che i nostri ascoltatori conoscono perché gli abbiamo dedicato tutto lo scorso anno per i suoi anniversari. Che cosa li lega, cosa ci lega? Li lega Milano chiaramente, Carlo Porta abbiamo detto questo anniversario importante, Alessandro Manzoni perché è legato a Porta dal fatto prima di tutto che erano amici, ma poi quest'anno c'è anche l'anniversario, il 5 maggio, della morte di Napoleone, a cui Alessandro Manzoni dedicò la famosa poesia, e quindi ricordano i 200 anni di questa poesia. Emilio De Marchi, nato nel 1851, morto nel 1901, quindi quest'anno ne ricordiamo il 120° anniversario della morte, oltre che il 170° della nascita, per cui vediamo che tutto quanto si lega, e quindi Rotondi, che è stato appunto appena ricordato, lo mettiamo insieme a questa grande quaterna di grandi milanesi. De Marchi quindi Porta domani, De Marchi fra un mese e un giorno, quindi siamo lì, abbiamo tante occasioni per ricordare questi nostri poeti, e pude di un qualcosa, fa un qualcosa riguarda De Marchi e Milani in Milanone. Di Rotondi abbiamo già detto tante cose, ne leggeremo anche altre. Questi le do la presentazione del programma di quel che farà in quest'anno, farà in qualche se può, come si suol dire, perché tanto per citare un detto che poi metteremo in qualche altro video, come diceva la mia mamma, derà de pudè va non nel papa nel re, quindi li ricorderemo nel migliore dei modi e come ci riusciremo. Grazie a tutti, ciao ciao!